Ciao Laura. Questa cassata siciliana è per te. Una ricetta antica. Pan di Spagna, ricotta, frutta candita, zucchero fondente. Amici di Bella Sicilia, una cassata siciliana che sarà gustata da una persona speciale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ai nostri microfoni, Cristian, Michela. questa cassata siciliana, per chi è? la magnifica Laura Pausini, la migliore. Perché tutto questo? Perché quest'idea? Beh, siamo in Sicilia, vorrei dire che questo è il minimo che noi fan possiamo fare per lei, dopo tutto quello che ci dà lei. È di dovere. Come nasce la vostra passione verso questa cantante? Allora, la mia passione nasce dal 2000, ok? Che mia madre mi portò all'asilo, mentre nel tragitto mi portava all'asilo sentivo il ritorno da te. E da lì è partito tutto. Io la seguo da ormai saranno 20 anni più o meno, ok? Sono stato con lei in tutta Italia e ho girato anche l'Europa. È come vedete la maglietta, è la colonna sonora della mia vita, non posso stare senza di lei, ecco. Conoscete anche i suoi gusti? Ama la cassata siciliana? Sì, certo, ama tutto. Lei in verità ama tutto quello che c'è da mangiare. Anche, Oddio, forse non ti perdonerà per questo. Per quello che ho appena detto forse non... però Però la sì. verità, dai. Cosa rappresenta per te Laura Pausini? Laura c'è sempre stata, ero bambina e quando mettevano Laura smettevo di piangere, di fare i capricci, quindi è fondamentale, è il sottofondo, la colonna sonora, lei c'è sempre, è inevitabile. Eppure grazie ad un fan si è Laura Pausini entrata nel Guinness dei primati per un fan che ha partecipato al maggior numero di concerti. Esatto. Parlateci di tutto questo. Lui è il grande Mimmo Restivo. Allora, innanzitutto parto dal presupposto che è un mio carissimo amico, gli voglio un bene dell'anima e secondo me merita anche qualcosa in più di essere solo effettivamente un fan. Lo sottolineo. Mandiamogli un grande saluto. Esatto, ti voglio bene amico mio. E poi vorrei salutare anche un'altra persona che si chiama Antonino Coco, che purtroppo lui non è riuscito a venire, però anche lui è sempre con noi. Quando arriverà questa cassata sulle tavole di Laura Pausini? Questa cassata arriverà stasera, non vedo l'ora, speriamo che gli piaccia. Che arrivi sana e salva, esatto, soprattutto. speriamo che gli piaccia e niente. Come accoglierà? Che idea avete di quando vedrà questo spettacolo della tradizione siciliana? Per me rimarrà basita. Sì, contenta sicuramente. Sì, esatto, Sì, basita sì, sì. anche, basita anche. Se dovesse vedere Laura Pausini questo video, quale messaggio facciamo? Quale augurio per il nuovo anno? Laura, innanzitutto grazie per tutte le emozioni che mi dai scusate, già mi emozione solo al pensiero. Io sarò sempre al tuo fianco, come legge la maglietta, ti amo, colonna sonora della mia vita, sarai sempre dentro la mia vita. Speriamo che anche quest'anno abbia un buon inizio, visto che lo iniziamo insieme, un altro anno insieme. Noi vi facciamo tanti auguri. Tanti auguri di buon anno. Allora vicini, con questo dolce tra le mani, un caro saluto. Al Ciao. prossimo video sulla Ciao, pagina di Bella ciao. Sicilia, grazie.